giorni dall'inizio del carnevale, dopo l'acqua alta di novembre, a Venezia è psicosi da coronavirus, preoccupazione nel settore turistico. Governo e presidi del Veneto rispediscono al mittente la lettera dei governatori del Nord con cui si chiede di estendere la quarantena anche ai soggetti senza sintomi rientranti dalla Cina. Conto alla rovescia all'inizio del carnevale, che farà da apripista l'utilizzo del contapersone per la gestione dei flussi turistici a Venezia. Potrebbe essere un referendum popolare a stabilire la validità o meno delle modifiche allo Statuto della Regione approvate dalla maggioranza. Le opposizioni annunciano battaglia. Con una lettera al segretario Zingaretti, il presidente della Municipalità di Venezia Martini annuncia le dimissioni dal PD, dal partito. È arrivato un no alle primarie. Rapine, aggressioni, violenze nei confronti dell'ex compagna. Un 34enne marocchino è stato espulso dal territorio dopo l'ennesimo reato. I residenti alla torre in zona Cita a Marghera sono disperati, il cantiere a cielo aperto che dura da mesi. Il gruppo misto chiede risposte all'amministrazione ma non arrivano. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. E dunque crisi turismo a Venezia, anche se sembra davvero un paradosso dirlo. La psicosi coronavirus si somma all'onda lunga di disdette post acqua alta eccezionale. Gli alberghi sono lontanissimi dal tutto esaurito che caratterizzava il carnevale. Carnevale alle porte, ma non si vede. A pochi giorni dall'avvio della festa che portava il pienone a Venezia, gli alberghi rimangono semivuoti. L'impetuoso e almeno fino a ieri apparentemente inarrestabile flusso turistico che ha segnato Venezia negli ultimi anni si è arrestato. All'onda lunga della discesa di prenotazioni, iniziata con l'eccezionale acqua alta del 12 novembre, si somma ora la psicosi coronavirus, con ulteriori importanti contrazioni di presenze che per il presidente degli albergatori di Venezia, Claudio Scarpa, rischiano di aggravare una crisi già in atto. Per un comune che ha oramai fatto del turismo non una voce ma la voce dell'economia cittadina, si potrebbe trattare di un colpo durissimo. L'Associazione degli albergatori ha invitato 50 giornalisti di varie nazioni, Turchia, Canada, Australia, Giappone, Francia, Russia, per far vedere che la città è in ordine, che tutto funziona, che l'acqua alta non c'è. Che la controffensiva alla crisi del turismo passi per una corretta informazione lo pensano anche in regione, a partire dall'acqua alta. Bisogna spiegare che così non è, che dopo 3 giorni la città era attiva come sempre, quindi sia per quel tema là che purtroppo ha ancora degli effetti, sia per il tema del coronavirus, e quindi insomma anche tranquillizzare non soltanto la nostra popolazione interna ma anche i turisti cinesi, anche perché non dobbiamo far passare questa situazione quasi di ostilità nei confronti di un mercato che è un mercato importante e che, quando questa questione verrà circoscritta e risolta, ne sono sicuro, è un partner per noi fondamentale. I mancati introiti dalla Cina al turismo nazionale sono stati stimati in circa 4 miliardi di euro, dei quali grosso modo uno in Veneto, dove peraltro Venezia gioca un ruolo importante. Nelle settimane del carnevale il tasso di occupazione degli alberghi raggiunge di norma il 100%. La flessione è al momento del 30%. Ma tra gli addetti ai lavori si ipotizza che la parabola continui. Nei primi 2 mesi da quel nefasto novembre invece il tasso di occupazione degli hotel aveva toccato un meno 50%. Ed ormai conto alla rovescia per l'inizio del carnevale, che farà da apripista all'utilizzo del contapersone. Niente più varchi, la sperimentazione è finita. Ora a Venezia per la gestione dei flussi turistici arriva, come annunciato, il contapersone e si parte con l'avvio del carnevale, anche se quest'anno le presenze potrebbero essere nettamente inferiori a quelle degli anni passati, a causa della psicosi da coronavirus e dell'acqua alta di novembre, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. Abbiamo installato 31 telecamere, ai primi di febbraio saranno 31, adesso sono 29, e sulle 34 abbiamo fatto l'interfaccia telecamere software e software sulla Smart Control Room, e cominceremo a raccogliere i primi dati, che saranno dei dati che finalmente faranno un po' chiaro su quelli che sono i numeri che ognuno ogni volta spara
a chi la fa più grossa. Da Carnevale cominceremo a vedere chi c'è, chi non c'è, distinguendo quelli che sono i pendolari, gli studenti e quelli che invece vengono per turismo, i flussi e quant'altro. Come funzionerà? Tutti i dati confluiscono nella Smart Control Room e ci sono dati che arrivano ogni 5 secondi e registrati ogni 25 centesimi di secondo. Ho tanta gente che arriva alla stazione, benissimo. Noi verifichiamo la densità e la velocità, vuol dire che questi fra 20 minuti saranno al ponte della Madonnetta dove c'è una strettoia. Se sappiamo che oltre questo numero creano degli ingorghi alla Madonnetta, si potranno deviare da un'altra parte, ma tutto questo deve essere fatto nell'ambito della Smart Control Room. Ad esempio potrebbe esserci il caso di un evento tradizionale con un evento atmosferico, viene tutto messo in circolo e si prendono le decisioni che si devono prendere. Ora parliamo di coronavirus perché governo e presidi del Veneto rispediscono al mittente la lettera dei governatori del Nord con cui si chiede di estendere la quarantena anche ai soggetti senza sintomi rientranti dalla Cina. Un dibattito concitato proprio nelle ore in cui si aggravano le condizioni di salute dei 2 cittadini cinesi ricoverati a Roma per questo virus e c'è una nuova stretta sui voli anche in Veneto. Invito i governatori anche del Nord che hanno espresso questa premura a fidarsi ovviamente di chi ha una specifica competenza. Non ci sono queste condizioni. Risponde a stretto giro di posta il Premier Conte alla lettera dei governatori del Nord che esattamente 24 ore fa hanno chiesto al Ministero della Salute di rivedere la circolare sul rientro dei bambini dalla Cina, estendendo il periodo di quarantena anche a quelli privi di sintomi, 14 giorni di isolamento prima di arrivare in classe. Proposta che Palazzo Chigi rispedisce al mittente anche per bocca del Ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia, che ricorda come la tutela della salute sia affidata allo Stato, mentre l'organizzazione sanitaria alle regioni. A ciascuno il suo, insomma. Lo stesso ufficio scolastico regionale del Veneto fa sapere che la linea è quella di Roma, nessuna quarantena, compatti con il Ministero anche i presidi del Veneto. Ribadisco che se non si hanno informazioni di ordine scientifico di una qualche fondatezza, non ha senso assolutamente questo allarmismo. Allarmismo che per la rete degli studenti medi fa rima con razzismo, da qui la fotopetizione lanciata contro i governatori del Nord che sta facendo il giro del web, ma Zaia non ci sta a passare per razzista e puntualizza. Questo a noi sembra buon senso, non è dedicato ai soli cittadini cinesi, è dedicato a tutti i ragazzi, anche i figli dei nostri connazionali che tornano a casa. Nelle aule sarebbero costretti a stare 5-6 ore, mattinate intere, in un ambiente ovviamente confinato, chiuso, assieme a una popolazione di ragazzi, a una classe di ragazzi che ovviamente non hanno ancora contratto il virus. E mentre la politica si divide sulla quarantena per i soggetti che non presentano sintomi in rientro dal gigante asiatico, sempre il Ministero dell'Istruzione, lo stesso che non vuole l'isolamento, sta chiedendo alle scuole informazioni sul numero di studenti e docenti attualmente in Cina o che siano rientrati in Italia negli ultimi 15 giorni. Intanto i controlli con i termoscanner sono stati estesi a tutti i voli, compresi quelli europei, esclusi i nazionali. Vale anche per gli scali veneti, fanno sapere da Save, Treviso, Venezia, Verona. E a Venezia la lettera sottoscritta dalla Regione Veneto al Ministero della Salute divide le opinioni tra i consiglieri di maggioranza e di opposizione. Io credo che oggi siamo in una situazione di emergenza e quindi per carità ci stanno tutte le polemiche, ci stanno tutte le considerazioni. È chiaro che chi deve governare da un punto di vista di sicurezza, tranquillità, serenità, da un punto di vista sanitario, insomma, deve percorrere anche queste strade. Credo che sia molto pericolosa perché fa anche allarmismo. Ci sono centinaia di bambini, migliaia di bambini cinesi che vivono in Veneto, perché sono veneti, sono nati qui, magari in Cina non ci sono neanche mai andati, e questa lettera può essere, diciamo, una fonte di pericolo, anche di discriminazione nei confronti di chi non ha nessuna colpa e soprattutto non può essere contaminato. Io faccio fatica a capire perché si faccia polemica su questo. Il presidente Zaia e gli altri 3 presidenti di regione hanno detto una cosa sacrosanta. Siamo certi che i bimbi siano protetti del tutto? Questa è l'unica preoccupazione che abbiamo. Abbiamo scritto al ministro e proprio per avere conforto, cioè che ci dicano se ci sono problemi o meno, ma siccome non sono in grado di dirlo fino in fondo, noi abbiamo ritenuto di dover stressare il tema della precauzione. Non ho visto nessuna motivazione scientifica, infatti depositerò un'interrogazione per capire sulla base di quali analisi mediche
epidemiologiche questi presidenti, a partire da quello del Veneto, abbiano fatto questa richiesta. Se non c'è, devo dire che è una strumentalizzazione, è un allarme ingiustificato. E comunque ci sono già delle misure di profilassi per chi rientra o arriva dalla Cina, lo ha ribadito anche il ministro. Ci sono alcune personalità del mondo scientifico che dicono che questo principio di precauzione che abbiamo preso va bene ed è condivisibile, quindi non è vero che tutta la comunità scientifica è contro di noi, ma c'è per esempio il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Italia che dice che abbiamo ragione. Se c'è un sistema che sta funzionando ed è assolutamente tutelante, non vedo perché andare a stimolare ancora di più la divisione fra i cittadini, perché il clima di paura e di contrasto che c'è in questi giorni non ci consente di ragionare in termini positivi, e noi abbiamo invece bisogno di ragionare su quello che c'è in corso in maniera tutelante. Condividere con le amministrazioni pubbliche la sfida del contrasto al coronavirus a partire da una corretta valutazione del contesto. Con questo obiettivo l'ULSS 3 Serenissima ha incontrato oggi a Mestre, nella sede dell'azienda in via Don Tosato, i sindaci del territorio. Come accade ogni volta che ci si trova di fronte a un'emergenza, ha sottolineato il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sbrogiò, i presidi sanitari si mettono in moto a partire da una precisa analisi del problema, costruite secondo rigore scientifico, proprio per consentire rigore e elasticità a questa azione contro il coronavirus. Dice è fondamentale il lavoro di squadra che si sta svolgendo a tutti i livelli. Rassicuriamo i cittadini, ha concluso il direttore generale Dalbene, ci sentiamo di farlo a partire dai presupposti emersi a questo tavolo. A tutti chiediamo lo stesso equilibrio di analisi, a partire dal quale anche le risposte messe in campo aumentano la loro efficacia. Così l'ULSS 3 Serenissima. Voltiamo pagina. Potrebbe essere un referendum popolare a stabilire la validità o meno delle modifiche allo Statuto della Regione Veneto approvate dalla maggioranza. Le opposizioni annunciano battaglia sull'incompatibilità tra la carica di consigliere e di assessore. Abbiamo chiesto la possibilità di fare referendum, che siano i veneti, i cittadini e il popolo del Veneto, che si esprimano se preferiscono un consiglio con 51 consiglieri o un consiglio, come proposto dalla Lega e dalla lista Zaia, di 61 consiglieri. E battaglia a Venezia sulle modifiche allo Statuto della Regione Veneto varate dal Consiglio, o meglio su una delle modifiche di una riforma che prevede anche un cambio delle modalità di conteggio dei consiglieri in aula per il numero legale, che scende se le assenze sono giustificate da impegni istituzionali, e il prolungamento della presidenza nel breve periodo tra la fine di una legislatura e l'inizio della nuova. A provocare lo scontro è la conformazione futura della Giunta. Gli assessori che non potranno più essere contemporaneamente anche consiglieri regionali. Per quale motivo? Lo stesso spirito della legge che riguarda i comuni sopra i 15.000 abitanti. Gli assessori di comuni sopra i 15.000 abitanti non possono essere consiglieri e questo migliora sicuramente il funzionamento dell'organo, della giunta, gli assessori, e distingue le due attività, l'attività legislativa e l'attività di governo. Lo statuto precedente, attaccano dalle opposizioni, era stato votato all'unanimità e non a colpi di maggioranza, e quegli assessori esterni non vanno bene. Ha anche un costo questa scelta da parte della Lega e della lista Zaia, perché il calcolo è circa 7 milioni di euro in più a legislatura, il costo di 10 consiglieri di fatto in più, 10 assessori esterni in più. C'è anche un controllo da parte del Presidente della Giunta su questi assessori esterni, non sarebbero quelli che il popolo ha indicato. Ma dalla maggioranza tirano dritto la modifica in linea con quanto accade altrove. È una norma che è riportata in quasi tutte le regioni italiane, fra cui la Toscana, l'Emilia e il Piemonte, per esempio, solo per citarne qualcuna, e quindi noi abbiamo fatto sì di rendere, portare avanti questa forma di equilibrio. Fra l'altro era già stato stabilito nella legge elettorale. Statuto che invece andrà probabilmente sotto esame degli elettori con un referendum che può essere promosso dagli stessi consiglieri. Noi abbiamo questo strumento che un quinto dei consiglieri devono servire 11 firme, siamo arrivati a 7, i 3 consiglieri di Veneto 2020 più i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Per il momento siamo 7. Continueremo a parlare di politica subito dopo un brevissimo break.
Eccoci di nuovo in diretta, dunque edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Come detto, ripartiamo dalla politica perché Italia Viva entra nel Consiglio regionale del Veneto con la sua prima consigliera Orietta Salemi, che ha annunciato di lasciare il Partito Democratico, nelle cui file era stata eletta alle ultime elezioni regionali. Siamo dispiaciuti per la decisione della collega, commenta in una nota il capogruppo Dem Stefano Fracasso, con cui abbiamo collaborato in modo proficuo per tutta la legislatura. Evidentemente le sue valutazioni rispetto alle prospettive del PD sono diverse dalle nostre, le rispettiamo anche se non le condividiamo. In ogni caso la ringraziamo per il lavoro e l'impegno di questi anni. Nei prossimi giorni Salemi ufficializzerà la sua decisione. E il presidente invece della Municipalità di Venezia, Giovanni Andrea Martini, che alcuni mesi fa aveva avanzato la propria candidatura a sindaco per il centro-sinistra, ha annunciato le proprie dimissioni dal Partito Democratico. L'ha fatto con una lettera che auspica un arrivederci al segretario nazionale Nicola Zingaretti. Qualche mese fa, dichiara Martini, ho iniziato a assaggiare il mio partito sul piano delle elezioni amministrative, in quanto l'attuale sindaco mi sembrava un pericolo da affrontare per tempo in maniera adeguatamente forte. Dai segretari ho ottenuto un per me incomprensibile diniego alle primarie e per questo ho lanciato provocatoriamente la mia candidatura nel maggio scorso. La città prosegue, ha bisogno di voltare pagina. Penso che tutti dobbiamo fare quanto più possiamo, per questo esco dal partito, per chiarezza, per la coerenza che penso di aver sempre dimostrato. Ripartiamo ora dalla cronaca perché dopo rapine, aggressioni, addirittura violenze nei confronti dell'ex compagna, un 34enne è stato espulso dal territorio dopo l'ennesimo grave episodio. Un marocchino 34enne è stato espulso da Venezia. Nel tempo si è reso protagonista di vari reati, dimostrando di essere pericoloso. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata lunedì, quando i poliziotti l'hanno preso per essersi introdotto al mercato ortofrutticolo di Mestre, in via Torino. Dal suo arrivo nel 2014 ha accumulato segnalazioni per droga, violazione di domicilio, lesioni e resistenza. Nel 2017 è stato arrestato per stalking nei confronti della ex e del figlio di lei di 6 anni. Nel dicembre 2018 fu lui stesso a chiamare il 113 dicendo di volerla uccidere. Fu arrestato. In quell'occasione venne disposto il divieto di dimora nella provincia di Venezia, ma poco tempo dopo il 34enne tentò nuovamente di aggredire la ex e a quel punto fu arrestato e portato in carcere. Altra denuncia nell'ottobre 2018 per sequestro di persona e rapina ai danni del parroco della chiesa dell'Annunziata di Campalto. A volte gli dava del denaro, ma le richieste diventavano continue. E il parroco ha iniziato a spaventarsi, fino a che l'aggressore non si è presentato in chiesa armato di pistola, ordinandogli di consegnargli i soldi e portando via anche le offerte dei fedeli. Insieme a lui al mercato ortofrutticolo sono stati presi un altro marocchino e un tunisino, espulsi a loro volta con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. In particolare il secondo è un soggetto gravitante nell'area di via Piave a Mestre e è già noto alle forze dell'ordine. E ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni, lo dico ad Antenna. I residenti alla Torre in zona Città Marghera sono disperati per lo stato di cantiere a cielo aperto che dura da mesi. Il gruppo misto chiede risposte all'amministrazione ma non arrivano. Sono già la bellezza di 7-8 mesi che siamo in queste condizioni con tutte impalcature e tutto quanto. I lavori che dovevano fare, mettere in sicurezza il palazzo, che erano praticamente dalle canne fumarie, dalle gronde, da filtrazioni acqua sui garaggi e tutte quante robe che vanno a intaccare le fondamenta. Da mesi i residenti alla Torre 27 zona Città Marghera sono costretti a vivere in mezzo a calcinacci, acqua che entra nei garage e invade le terrazze, disagi continui. Avevano promesso di fare le antenne centralizzate, avevano promesso di cambiare le canne fumarie, avevano promesso tantissime cose che non sono mai state fatte. Quindi noi viviamo in un cantiere, come è stato detto, aperto. Di conseguenza qua abbiamo gli infissi che si stanno danneggiando tutti, tutto marcio, perché arrivano con l'idropulitrice a buttare acqua a rotta di collo, proprio dappertutto. Abbiamo acqua in casa, abbiamo acqua dappertutto, abbiamo calcinacci dappertutto. Accanto alla battaglia dei residenti, il gruppo misto in consiglio comunale che da tempo attende risposte. Hanno fatto un casino, acqua che mi entrava dappertutto. 30 anni mai avuto infiltrazioni qui nel garage. Ci sentiamo presi in giro e non ci sentiamo tutelati.
soprattutto, perché siamo andati anche in consiglio comunale per fare le nostre dimostranze, siamo stati presi come degli incompetenti e invece noi siamo più competenti di loro perché ci viviamo tutti i giorni. Continuo a fare interrogazioni su questi disagi, a chiedere chiarimenti, se ci sono proroghe, se ci sono impedimenti, se ci sono sospensioni dei lavori, ma non viene data una risposta. È stato chiesto il motivo delle sospensioni, delle proroghe all'amministrazione, proprio per questi motivi, perché sono fuori abbondantemente dei termini. Quindi che gara di appalto è stata fatta? Sicuramente non sono stati rispettati i termini. Dopo 3 interrogazioni e richieste continue dei residenti, il Comune non ha saputo dare risposte precise. È stato detto e risposto di avere pazienza, ma può essere la pazienza una risposta in termini tecnici di un'amministrazione che deve controllare con le sue società partecipate come vanno i lavori? Veramente paradossale. Questa sera a 20:10 ospite proprio un sindaco, Mario Conte, primo cittadino di Treviso, con cui si parlerà senza dubbio di emergenza smog, ma anche del coronavirus e di tanti altri temi. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Benvenuti al meteo. Alta pressione, il tempo si mantiene stabile sul nostro territorio. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di mercoledì 5 febbraio. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi. Non si esclude tuttavia qualche locale foschia in pianura, specie al mattino e in serata. Temperature minime in lieve calo tra -2 e 2 gradi, massime invece fino a 14 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia Giulia, dove il sole sarà presente su tutti i settori. Vedete, bel tempo dunque senza precipitazioni. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi tra 10 e 11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino, Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, salvo per locali nevicate fino al piano sui confini alpini. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sugli 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.